Auguri di buon Natale! Alla presenza del Vescovo di Palermo e delle alte cariche istituzionali è stata celebrata la Santa Messa natalizia all'interno dell'Istituto Penitenziario Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo. Vi hanno partecipato, oltre al personale di polizia penitenziaria, e detenuti comuni. Al termine il Vescovo ha incontrato i detenuti dell'alta sicurezza per un momento di preghiera e lo scambio di auguri. Questa presenza, l'ho ricordato anche durante la celebrazione dell'Eucarestia, la presenza del Vescovo è la presenza che assicura che questo è un luogo dove si concentra la presenza stessa del Signore, che ha detto: ero prigioniero, ero carcerato e siete venuti a trovarmi. E ho detto loro che questo deve essere una grande forza, la presenza del Signore, perché quando subentra il Signore nella nostra vita, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, anche chi è sterile diventa fecondo. Abbiamo visto la figura di Anna o di Elisabetta, ed è questo l'augurio che faccio per questo Natale. Più il Signore entra nella loro vita, più saranno veramente nella situazione di una pienezza di libertà che non coinciderà solamente con la fuoriuscita dal carcere. Mi ha voluto incontrare e salutare ad uno questa mattina, abbiamo visto questa proprio vicinanza della Chiesa. Sì, avrei voluto farlo proprio fisicamente, ma ho potuto solo attraversare i corridoi, ma ogni volta prima di questa pandemia per me era importante anche far sentire questa vicinanza dei corpi, perché in questa vicinanza potessero cogliere l'affetto del Vescovo, ma come rimando anche al grande amore che il Signore ha per ciascuno di loro, per ciascuna di loro. Oggi è una giornata molto importante perché la presenza del Vescovo è la presenza, della Chiesa, dell'amore di Dio per tutti, anche per le persone che hanno sbagliato e anche per quelli che lavorano dentro il carcere, che fanno quindi un lavoro difficile. E poi anche la presenza del sindaco significa che comunque il carcere fa parte a pieno titolo della cittadinanza, quindi è una giornata importante, una giornata di preghiera ma anche di vicinanza a chi è dentro. Natale per tutti, è la conferma che Pagliarelli e Palermo, Palermo e Pagliarelli viviamo insieme come comunità di uomini e di donne, viviamo insieme questo tempo di Natale, un tempo di Natale che ci porta a riflettere sulla condizione certamente pesante in cui vivono i detenuti e anche coloro che con loro sono chiamati a vivere per ragioni di servizio, e il pensiero di gratitudine e di incoraggiamento va a tutti, convinti come siamo che questa realtà può essere, come cerca di essere, un punto di riferimento positivo tra tante difficoltà e nonostante tante lacune. A nome personale e a nome dell'intera città di Palermo, gli auguri più affettuosi di un sereno Natale a quanti in questa struttura vivono ogni giorno, da detenuti o da personale addetto alla sicurezza della struttura. Auguri anche ai vostri familiari, che in questi giorni sono lontani da voi, ma che meritano certamente tutta l'attenzione da parte dell'intera città.